Buonasera a tutti ragazzi, per domani il tempo pensavo che arrivava il maltempo, invece è cambiato tutto ragazzi, quindi domani sarà una giornata diciamo particolarmente serena, come potete vedere il maltempo sta ancora qui, quindi ci siamo salvati solo per domani, quindi domani sabato 30 novembre il tempo sarà perfettamente bello in tutta l'Italia. Quindi questa è diciamo la proiezione per domani, quindi domani sabato ragazzi bel tempo su tutta l'Italia, però è anche vero che finirà prestissimo, quindi già diciamo da domenica ecco cambiare un po' lo scenario ed ecco che è arrivato il maltempo, quello là che avevamo previsto già in arrivo per domani. Eccolo qua, quindi se salvate sabato, però la domenica, come potete vedere, già domenica mattina, in mattinata già ci sarà questo forte maltempo qui, quindi Lombardia, Liguria e Piemonte. Per il momento Val d'Aosta, e poi questa qui è tutta neve, questa blu viola che vedete voi qui. Poi passiamo la domenica, diciamo pomeriggio, più o meno come potete vedere, prende tutto il nord Italia, quindi anche Reggio Emilia. Sì, sì, eccolo qui. E questo qui viola qui e questo qui viola qui, tutto l'arco alpino in effetti. Quindi è arrivato doveva arrivare domani, è arrivato, sì, sì, è arrivato diciamo domenica. Quindi si prevedeva domani, invece domani sarà bella giornata, però domenica sarà una brutta giornata. Ciao Patrizia, per quanto riguarda il nord, ragazzi, perché vedete dal centro, da Firenze a scendere giù, ragazzi, è bel tempo sia sabato che domenica, quindi è un weekend a noi bellissimo. No, a sud no, nulla, pulitissimo, pure Sardegna, Sicilia, nulla. Quindi sarà un weekend di maltempo solo al nord. Poi, ecco qui domenica notte, ragazzi, ancora continua il maltempo, si è spostato diciamo un po' sul Piemonte e sulla Lombardia, si è accumulato invece di più sul, sì, Firenze è brutto, Friuli Venezia Giulia è brutto, Trento brutto, diciamo che è tutta questa parte sopra dove sta il Friuli Venezia Giulia, quindi quello lì viola è la neve come potete vedere. Poi quello lì verde acqua, rosso e arancione sono tempeste. No, Roma pulitissimo Luigi, quindi sarà un weekend domani e dopodomani bellissimo, quindi ripeto, da Roma a scendere giù ragazzi sarà perfetto, quindi compresa Sardegna e Sicilia. Si tratterà di un sabato perfetto in tutta l'Italia, quindi il sabato è così, guardate, per chi non ha visto, quindi ritorno indietro. Il sabato, eccolo qua ragazzi, il sabato è perfetto in tutta l'Italia, non ci sta nulla, ci sta solo questa perturbazione, vedi che sta arrivando che poi arriverà domenica. Quindi domani ragazzi potete andare dove volete, ovunque vi trovate in Italia. Poi domenica, allora eccolo qua, domenica mattina già arriva il temporale che stava qui. Quindi eccolo qui che avanza e che man mano si sposterà, diciamo, domenica sera ragazzi e poi domenica notte, eccolo qui, quindi è una cosa che prenderà massimo fino a Firenze, quindi Reggio Emilia, diciamo fino a qui ragazzi. Poi da qui a scendere in giù ragazzi, bel tempo tutta, diciamo sabato e domenica, sole, meno male, sono 2 giorni che qua piove, quindi ci siamo salvati da questo weekend, diciamo, quindi è un weekend, diciamo, particolare. Sabato buono in tutta l'Italia, domenica solo al nord farà neve, pioggia, un po' di tutto comunque, anche perché l'avevamo già detto, il fatto della neve a bassa quota, però per quanto riguarda domenica e non sabato come si era previsto, quindi è cambiata un pochino la scena, diciamo, abbiamo guadagnato un giorno, diciamo, ci siamo salvati il sabato perché poi comunque dipende pure da eventi come arrivano, stavano soffiando molto forti, poi hanno rallentato, se no sarebbe arrivato già domani la perturbazione, quindi perciò dico è sempre meglio farlo più tardi mai la previsione, perché poi vedete basta un po' di vento in meno e cambia tutto, quindi ci siamo salvati il sabato in effetti, quindi penso che anche lunedì sarà così, poi domani vedremo. Diciamo che penso che andrà un po' a scendere questo maltempo, oppure
andrà via verso Sarajevo, poi vediamo come si sposterà il vento domani. Comunque, sabato ragazzi, bello pulito in tutta l'Italia, domani, dopodomani tutto il nord, pioggia, neve, vento, tutto quello che può interessare il maltempo, diciamo, quindi la maggior parte Friuli Venezia Giulia, neve, tempeste, vento, giustamente poi su Milano e Lombardia, Torino, ma tutto il Piemonte, tutta la Lombardia, la Liguria, diciamo un po' tutta questa, fino a qui a Firenze in effetti, quindi sarà molto maltempo, diciamo, a nord. Quindi poi da Firenze a scendere giù, ragazzi, bel tempo sia domani che dopodomani. Vabbè, vi auguro buona serata, ragazzi, quindi le previsioni, queste qua sono state prese adesso, quindi le ho prese poco fa, 10 minuti fa, quindi sono attendibilissime, anche perché mancano poche ore, diciamo, quindi non è che ci mancano tipo 4-5 giorni, quindi non credo che la scena cambia. In caso dovesse cambiare, io ogni tanto vado a controllare, quindi poi se cambia faccio un aggiornamento a volo a volo. Vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi, ragazzi. Ciao a tutti.